c'è sempre da guardare, da vedere, da imparare. C'è spazio ancora, però è strettissimo. Ecco, fin da bambino giravo per queste botteghe per curiosare, per diventare amico magari del padrone e conoscere il retrobottega più che la bottega, Certo. dove si svolgeva il lavoro vero. Mi sono accorto che avevo una buona predisposizione per il disegno, ma soprattutto per tradurre il disegno, ma anche quello tradotto con le sue proporzioni e con un sistema evidente da dimostrare che si fa qualcosa di nuovo. L'importante è che dicono che belle scarpe che hai nei piedi.